Sebbe Vives e questo Torino allora non posso non farti la domanda sul buongiorno. Il Napoli ha trovato finalmente il sostituto di Kim. Ha preso un giocatore importante, è un giocatore giovane, quindi bisogna lasciarlo tranquillo e lavorare. Un giocatore che fa parte della nazionale italiana, quindi sicuramente un giocatore importante e può dare una grande mano. Da questo punto di vista arriva un giocatore importante italiano. Una volta gli italiani andavano a Inter, Milan, Juventus, adesso arrivano anche al Napoli. Raspadori, buongiorno appunto, sta cambiando qualcosa proprio nella storia, diciamo, della Serie A. Ma sicuramente il Napoli ormai è una realtà molto importante. Con l'arrivo dei ministeri sicuramente ha preso una forza ancora in più e speriamo che il mister se lo lasciamo tranquillo lavorare in Napoli potrà veramente avere le grandi soddisfazioni e poi trasformare uno zoccolo duro per fare molti anni nei primi posti di ragazzi. In 3 anni, diciamo così, almeno con Conte, riusciremo a rivedere una festa a scudetto? Credi che sia possibile o dove può arrivare questo Napoli? Ma io penso che il mister già da quest'anno punterà a fare il massimo. Quindi daranno il massimo fino alla fine. Oggi li ho visti allenare, quindi soffrivo per loro e stanno mettendo grande benzina. Io quando affrontavo le squadre di Conte attualmente avevo una grandissima difficoltà a livello fisico perché erano molto aggressive, avevano una marcia in più. Questo lo vedevi in campo. L'ultimissima Lukaku al posto di Osimhen. Come vedi questa staffetta lì davanti? Ma sicuramente Lukaku è un giocatore importante e riesce ad avvantaggiare perché già conosce il giocatore già conosce quello che vuole dire. Se arriva un giocatore in corsa, deve arrivare un giocatore funzionale che subito può essere disponibile per il Napoli e può essere disponibile per l'allenatore. Penso che Lukaku è il